Elezioni amministrative, giochi ufficialmente chiusi, scaduti in mattinata i termini per la presentazione delle liste elettorali per le comunali del 26 maggio, che si terranno quest'anno contemporaneamente alle elezioni europee. In 321 dei 563 comuni veneti gli elettori riceveranno quindi la doppia scheda per eleggere i nuovi europarlamentari italiani e rinnovare sindaco e consiglio del proprio municipio. Se Rovigo, causa la crisi di maggioranza, è l'unico capoluogo veneto al voto, 33 complessivamente i comuni della provincia rodigina chiamati alle urne, è il territorio di Vicenza ad affrontare la tornata più vasta, 80 comuni a rinnovo, tra cui spiccano con più di 15.000 abitanti e quindi a potenziale rischio ballottaggio il 9 giugno, Bassano del Grappa, Arzignano, Montecchio Maggiore, Schio e Valdagno. Seguono, entrambe con 56 comuni, Padova e Treviso. Nella Marca sono 4 i centri oltre i 15.000 abitanti, Vittorio Veneto, Mogliano, Paese e Preganziol, 4 anche nel Padovano, Cadoneghe, Monselice, Rubano e Selvazzano. 49 i municipi che cambieranno compagine amministrativa a Verona, tra i quali San Bonifacio, Negrar, Pescantina e Legnago. 32 nel Bellunese, nessun centro oltre i 15.000 abitanti, a rinnovo Longarone, ma anche alcuni dei comuni simbolo della devastazione del maltempo a fine ottobre, da Agordo a Roccapietore. Infine la provincia di Venezia, solo 15 comuni al voto, i più popolosi Noale, Scorzè e Spinea. Nota a parte meritano i 5 centri che andranno al voto per la prima volta in assoluto. Si tratta di quelli nati dalle fusioni: Colceresa, Lusiana Conco e Valbrenta nel Vicentino, Borgo Valbelluna nel Bellunese e Pieve Grappa nell'Alto Trevigiano. In corsa un piccolo grande esercito di candidati alle cariche di sindaco e consigliere. Di fronte a loro 4 settimane per conquistarsi il consenso dei cittadini.